Io canto a te. Hai cominciato così insieme al tuo papà? Sì, Io canto a te è una canzone che mio padre incise in un suo disco e che volle cantare con me. Io ero piccolissimo, ero anche emozionato perché era la prima volta che entravo in una sala discografica. Avevi 8 anni? Sì, e per me sembrava tipo come se stessi in una navicella spaziale, era tutto così strano. Però da lì poi è cominciato tutto. Tassero, il vero nome? Mio padre si chiamava Gaetano Tassero. Che poi diventò Franco Miraggio perché fece una canzone che si intitolava Numirage, che gli diede l'opportunità di farsi conoscere e da lì poi ecco, ha acquisito questo cognome d'arte e abbinò Franco che secondo lui suonava di più. Teatro delle Palme a Napoli, 1996, Mario Medola ti consegnò un premio. Sì, miglior voce emergente al Teatro delle Palme, sì. Sono eventi che ti segnano dentro, perché essere premiato da Mario Medola, che era un po' il papà di tutti, oltre che un grande artista molto carismatico, era veramente il papà di tutti. Allora quando lui ti metteva la mano sulla spalla è come se ti avesse dato una benedizione, tra l'altro poi è stato così e quindi sì, è un altro evento che mi ha segnato veramente dentro. Però dopo la professoressa Diana hai deciso di fermare un attimo la tua carriera, perché? Sì, mi fermai perché era semplicemente per il cambiamento di voce, perché la voce a un certo punto cambia, avevo problemi nel cantare e un logopedista mi disse: guarda, devi fermarti perché in questa fase se sforzi puoi recare qualche danno irreparabile, quindi nel momento della muta vocale devi parlare solo, quindi devi solo parlare, non cantare, perché puoi fare dei danni permanenti. Quindi è per questo che io poi mi fermai col canto, ma comunque cominciai a studiare, perché poi tra l'altro c'è anche la respirazione del diaframma, tutte queste cose qui che comunque sono veramente servite tante. Riprendi 2006 l'omaggio a tuo padre, 2008 invece qualcosa di particolare, la collaborazione con Gigi D'Alessio. Sì, in realtà mio padre prima di partire per l'America disse: allora questo è l'ultimo viaggio che farò, dopodiché quando tornerò mi dedicherò a te, perché voglio che tu faccia questo nella vita, perché secondo me hai del potenziale. E purtroppo da quel viaggio non è più ritornato ed io ho dato una promessa, feci una promessa a mio padre di impegnarmi e di far sì che il suo sogno, diciamo, diventasse anche il mio. E comunque ci sono poi col tempo e con molti sacrifici riuscito. Gigi D'Alessio ti collega un po' anche a quello che è lo stadio Diego Armando Maradona, lo scudetto. Io voglio passare un po' al Napoli, poi ritorniamo ovviamente su argomenti della tua carriera. Io sono tifosissimo del Napoli, ci mancherebbe, segui Calcio Napoli 24, lo sappiamo. Assolutamente sì, e ne capisco anche abbastanza di calcio. Ecco, e allora proprio per questo motivo parto dallo scudetto e da quel momento. Innanzitutto dov'eri quando il Napoli vinse lo scudetto con l'Udinese? A parte che la cosa che più ricordo ormai è quando mi sono esibito nello stadio, veramente lì è un altro sogno che si realizza, sono quelle cose che tu sogni da bambino, che addirittura sembrano a volte anche sogni impossibili, vederti lì davanti a migliaia di persone, tifosi del Napoli come te, nella tua città, è una cosa proprio veramente indescrivibile. Ecco, il 4 aprile, perché lì hai cantato un mese dopo con la Sampdoria, era la festa scudetto. Sì, vabbè, io ho raccontato l'aneddoto che più invece no, era una serata. Era una serata. Avrai fermato il concerto? Sì, è stata una cosa veramente bellissima. Emozione unica. Sì, ma anche se, dico la verità,
io ormai per me lo scudetto già lo avevamo vinto in precedenza. A gennaio magari. Secondo me sì. Noi più o meno siamo coetanei, tu sei dell'86, sì, sono io sono dell'84, abbiamo vissuto gli scudetti, i primi scudetti, ma eravamo piccolissimi. No, io non li ricordo purtroppo. Eravamo piccolissimi. Questo per noi è il primo vero scudetto, il primo vero trofeo, il primo vero trofeo che abbiamo alzato con la maglia del Napoli nel cuore. Strameritato anche, ma non solo per i tifosi, anche per quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, no? Voglio dire, l'abbiamo sfiorato più volte, anche il Napoli di Sarri ci è andato vicinissimo e forse lo meritava anche, sia per i punti e sia soprattutto per il gioco. Certo. E all'epoca era veramente bellissimo. Quello che non ha fatto vedere con la nazionale per lo Spalletti. No, io parlo del Napoli di Sarri. Ah, il Napoli di Sarri. Napoli di Sarri. La nazionale è un altro discorso lì. Spalletti con Napoli ha fatto bene, il gioco ha fatto benissimo, sì. Ha fatto benissimo, ma aveva i giocatori anche giusti, certo. Quello che forse la nazionale attualmente non ha. E poi comunque Spalletti ha bisogno ancora di lavorare, diciamo anche questo, è ancora presto, ma attualmente purtroppo se confrontiamo i nostri calciatori con quelli della Francia, della Spagna, della Germania, siamo inferiori un po' a tutti, secondo me. Io ritorno sul momento dello scudetto, sì, perché mi piace veramente ricordare momenti belli, chiudendo gli occhi, pensando a quegli attimi, la prima cosa che ti viene in mente che cos'è? Oddio, ma parlando del Napoli o del Napoli, del momento dello scudetto, della vittoria stessa? Allora, a me la prima cosa a me la prima cosa che viene in mente è quando ho alzato gli occhi nello stadio e stavo cantando Ti amo e ti penso davanti, cioè allo stadio gremito. Sì, perché ma non è che voglio esaltare, attenzione, non è la mia esibizione che voglio esaltare, è cantare nella tua città per la squadra per cui tifi, nel momento della festa che ha vinto lo scudetto, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? All'inizio della nostra intervista, nell'intro, io faccio non una battuta ma un collegamento e dico fam sta con te un po' come sarò con te. Sì. C'è un legame forse però. Sì, è vero. Diciamo che c'è sono simili le frasi. Sono due storie diverse. Sono due storie diverse, ma sono simili le frasi più o meno. Vabbè, io fam sta con te. Secondo me è una bella frase da dedicare proprio anche alla squadra del Napoli e soprattutto questo è quello che dovrebbero fare anche i calciatori, perché il Napoli ha dato tanto ai calciatori che sono arrivati a Napoli, che erano sconosciuti e poi sono diventati grandi calciatori, quindi direi prima di andare via e di valutare subito altre squadre, io direi un fam sta con te ci può stare, che ne so, magari se lo dicesse Kvara, ecco, non sarebbe male. Ecco, esatto, non solo Kvara, anche magari il capitano Giovanni Di Lorenzo, e anche lui magari, visto che ci sono stati un attimo dei momenti particolari in queste settimane, Osimhen, qui c'è Kvaratskhelia, Giovanni Di Lorenzo, arriva Antonio Conte, che succede adesso? Per me Conte è una garanzia. Per me è una garanzia e sicuramente faremo bene. È stata giusta secondo me la scelta di Conte, perché sicuramente rivoluzionerà un po' sia il gioco sia qualche gerarchia, credo. Sono fiducioso. Poi non abbiamo le coppe quest'anno, Ma se dovessi andare via Victor Osimhen, perché è probabile, no, che vada via? Io ho la mia idea, ma non da adesso che la dico. Chi è? Sono anni. Oddio, forse mo è passato un po' troppo tempo, però io ho sempre pensato a Lukaku. Sempre. E lui vuole tornare a lavorare con Conte, quindi magari può essere anche il momento giusto per vederlo con la maglia. Ma guarda, io l'avrei fatto già l'anno scorso. Ah, ecco. Insieme a Victor? Un pochino troppo. No, magari in caso di partenza di Osimhen avrei subito preso Lukaku. Conte è una garanzia, qui c'è Kvaratskhelia a destra, Osimhen lo sostituiamo con
Lukaku che è un'altra garanzia. Dietro stiamo prendendo Buongiorno, che sia un buongiorno visto che fra pochi giorni comincia la stagione. Certo, è come si dice, buongiorno si vedrà da un mattino, no? Esattamente, perché si comincerà proprio il mattino a lavorare a Castel Volturno. Torno a te, al 2008, Festival di Piedigrotta, conosci Nino D'Angelo che era presidente, lì l'anno dopo ci fai anche un duetto insieme. Sì, in realtà no, il duetto con Nino D'Angelo, ma non è stato un duetto, è stata una canzone con altri artisti anche, che è stata fatta 3-4 anni fa, se non vado errato. No, ma guarda, la mia fortuna è quella di aver conosciuto i più grandi, cioè Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo. Ho collaborato nel 2017 con Alessandro Siani. Tu lo sai, hai fatto un guaio, che poi tanto guaio non è. Tu secondo me hai messo in piedi, hai realizzato il brano più bello per gli innamorati, che proprio l'abbiamo citato prima, Fam sta sì. Da nord a sud la cantano tutti, è un qualcosa è stato uno dei più gettonati. Hai portato la napoletanità in giro per l'Italia e non solo, è una grande soddisfazione. Sì, l'ho fatto anni fa, oggi, quest'anno la napoletanità è ancora più forte, è ancora più in hype, quindi abbiamo le porte ancora più aperte, però io ho sempre creduto nelle nostre radici e nelle nostre origini, quindi ho portato avanti sempre quelle che sono le nostre tradizioni, anche musicalmente parlando. Ma perché il napoletano è bello, ed è bello portare in giro. È una lingua. Certo. Il napoletano è una lingua, lo dicono in tanti ed è così. Io lo so che tu fra poco devi salire sul palco e magari mi ammazzerai, ma 2 secondi ce la fai? 2 minuti? 2 secondi. Quando? Adesso, al volo, sta con te. Fammi sta con te, solo con te, abbracciate sempre, che ci posso fare, si imbietta a me, tu sei tutto e niente. Maradona, che cosa rappresenta per te Diego Armando Maradona? Ci abbiamo verso la fine della nostra chiacchierata. Maradona è uno dei miei più grandi rimpianti. Tu dici che perché? Perché io ho conosciuto i più grandi. Ho stretto la mano a Pino Daniele, ho fatto una foto con Pino Daniele, sono stato con tutti i più grandi, ho conosciuto i calciatori, sono stato con Messi, ci sono delle foto, no? E sicuramente oggi avrei avuto la possibilità di stringere la mano a Maradona e non ci sono riuscito. Hai cantato allo Stadio Maradona nella festa scudetto del Napoli, e quando lo vediamo Rosario Miraggio allo Stadio Maradona cantare da solo su quel palco? Guarda, sicuramente è un obiettivo, però le cose bisogna farle al momento giusto e quindi quando capirò che il momento sarà quello giusto, allora ci proverò. Io ritorno a te bambino. Sì. Rosario da piccolo giocava a calcio? Sì. Dove? Che ruolo? Io ero difensore. Magari oggi non sarei potuto diventare difensore perché adesso sono cambiati, cioè il prototipo del difensore di oggi deve essere almeno 1,90 m, voglio dire. Vabbè, però cioè, più o meno. Sì, no, io ero tipo Fabio Cannavaro. Cioè un nome a caso. Sì, le caratteristiche erano quelle. Sì, ho giocato a Firenze. Anche con la Florentia Viola. Sì, per un anno più o meno. No, il calcio è sempre stata una grande passione, però comunque avevo più consensi nella musica con meno sforzo, ciò vuol dire che ero nato più per fare questo. E la prima volta che sei andato allo Stadio Maradona, te la ricordi la partita? Sì, andai la prima volta con mio padre, ero piccolissimo, e l'unica cosa, non ricordo il risultato, però giocammo contro la Roma, perché ricordo la maglia del Napoli e la maglia giallo-rossa, ero piccolissimo, quindi era un Napoli-Roma. Poi con calma andrò a vedere
quale partita è e cosa abbiamo, me lo dirai, come è andata a finire. Tanto il mio numero ce l'hai. Certo. Chiudiamo così, Ti amo e ti penso, nel tuo video, nel videoclip ovviamente di Ti amo e ti penso, c'è un po' una storia, sembra un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che cambia. Tu come sei? Rosario, come sei? Io in realtà sono lo stesso che vedono sul palco, ed è anche forse la cosa vincente. Grazie Rosario. Grazie a voi.